Benedica a tutti. Sabato 9 di Frivaro si tiene in Palermo la Marcia per la Vita, un evento iniziato per la prima volta nel 2004, un rotonamento dall'ospedale civico, davanti alla statua di Padre Pio. La nostra Claudia Blesi intervistava Diego Torre, delegato di Luforum Vita, Famiglia, Educazione, un gruppo di una cinquantina di associazioni e movimenti che organizza la marcia. Benedica a tutti, siamo in compagnia di Diego Torre, delegato di Luforum Vita, Famiglia, Educazioni e coordinatori della Marcia per la Vita. Diego, perché sta marcia? Questa marcia sa a fare perché la gente non capisce più ciò che è la vita e ciò che è la morte. Un piccerino, quando è creatura, quando nasce, quando viene concepito, sono problemi che oramai la gente non li capisce più. E allora ma dite chi la vita è sempre vita. E quando un piccino viene concepito, fino a quando un cristiano muore vecchio, vi fate solo secondo la legge dello Signore, tranquillo. Secondo ossia, quanto sta marcia potessi sensibilizzare i cristiani? Perché se ne parla di queste cose, che se la gente ci pensa, se la gente non ci pensa più a queste cose, c'è appena un problema, c'è un piccino non anticchia malo combinato, e mica che si ammazza, un picchiarello sta soffrendo, vabbè facciamo l'umore e non la va in avanti. Non è vita chissà che può essere, si chiama avanti così, la società assassina, le barbare, le bestie diventa la nostra. Aumentò la partecipazione dei cristiani rispetto all'anno passato? Pensando tutto un malo tempo che c'era, tutta la grande che si pagò all'acqua e tanti piccini un po' trovere, eravamo chili l'anno scorso, però ovviamente con grande difficoltà, veramente assai, che un malo tempo era malo tempo, una settimana di malo tempo, quanta gente caffè, quindi io dico che c'era che sei gente alla fine. Grazie Diego per queste grandi lezioni di vita. Salutiamo. Continua lo rifuggio tra poco di paesi arabi di Lupo Mediterraneo. Vediamo il suo servizio di Salvatore Ciminata. Quest'ultima settimana la situazione nell'Oriente Medio è alupeio. I rifugi arabi sono come un ciume in China che giunge le diverse piazze delle principali città dell'Egitto, della Tunisia e della Siria. Vediamo paese per paese le fatti più importanti. In Egitto, i laici non fermano la protesta contro le frate musulmane, allo presidente Morsi e alla polizia, tutti e tre accusati di violenza e vizio di potere. Le manifestature pigliarono di mira allo palazzo presidenziale e tanno boom di vario tipo e le militari trasero un'azione disperdendo violentemente e provocando assai ferite. Lo principio che spinge gli egiziani a scendere in tali piazze, vecchio oramai di tanti mesi, è sempre chi che volesse la fine dello potere che lo presidente si pigliava e che si formasse un governo di unità nazionale. Magari in Tunisia quasi 1 milione di persone partecipavano alle funerali dell'avvocato Shukri Belaid, capo dell'opposizione laica tunisina, morto ammazzato lo passato 6 di Frevaro. Ancora non si sa chi fu lo mandante. Tali giorni appresso le manifestature per le strade furono assai e tutte unite per protestare a favore della caduta del governo guidato di Ennahda, parola che vuole dire rinascita, che purtroppo della primavera araba di 2 anni fa non s'aveva ancora visto. Lo capo dell'Ennahda avanzò la proposta di formare un governo di tecnici, ma il suo partito pare non essere d'accordo. St'ultimo pensa invece di formare un governo di unità nazionale, ma le speranze sono picca. L'impressione comunque è che da questo governo dell'Ennahda ave lure puntate perché la Fudda non ci riconosce più la legittimità. Fine va avanti la guerra civile in Siria, il regime Assad cerca di contrastare con ogni immenso le ribelli. Tale ultime giorni della settimana passata morirono ammazzati chiossai di 400 ribelli vicino alla capitale Damasco. Altra emergenza è quella delle profughi che passano la frontiera per trasere in Libano. Si parla di migliaia e migliaia di siriani che cercano di scappare dalla guerra civile e l'Organizzazione dei Medici Senza Frontiere denunzia gli scarsimenti di assistenza. Chiudiamo questa puntata con un altro interessante servizio di Filippo Albamonte, che stavolta ne conta come funziona l'euro. Tutte le sustentature dell'euro dicono che questa moneta fu una grande invenzione che ne servava di tanti problemi. Fece pari picche interessi sopra il debito pubblico, fece sparagnare sopra lo petrolio, che essendo prezzato in dollari è diventato più conveniente perché l'euro vale di più e soprattutto dicono che non si potesse più cancellare.
Tali prossimi appuntamenti di Stupor Mundi vediamo che tutto questo non è vero, ma prima di contarlo avevamo a capire come funziona veramente il meccanismo di l'euro, perché tutti sti esperti non ne dicono mai come funziona esattamente. Partiamo con una semplificazione. La Banca Centrale Europea decide quanto hanno a essere gli euro per i vari paesi. Sti piccioli però non arrivano alle casse dello Stato per aiutare l'economia, ma vengono messi a disposizione di un mercato primario dei capitali, cioè vengono dati alle banche che la domandano con un tasso di interesse assai basso che si chiama REFI. Pensate che in questo periodo il tasso REFI è allo 0,75%. A questo punto la prima domanda: ma lo Stato può pigliare le piccioli come le banche, cioè con il tasso allo 0,75%? La risposta è un tristo no. Che cosa succede dunque? Succede che le banche pigliano l'euro avuto a picco interessi della BCE e lo offrono a tutte le investiture dal mercato secondario dei capitali, che a piccapirini può essere considerato un mercato a dettaglio delle piccioli. Finalmente lo Stato può partecipare a questo mercato, ma si ritrova a dover pagare interessi assai più grandi di chi di caparo le banche. Non solo, ma per la propria natura i mercati possono decidere a quanto dare le picciole alle varie stati. Per esempio, alla Germania donano le picciole quasi sotto costo, mentre all'Italia o alla Spagna addomandano più assai. Nascono così gli spread. Ecco perché gli stati non possono più decidere liberamente le leggi e le politiche che stanno a fare in tana nazioni, ma sono costretti a fare chiddu che vogliono i mercati. I mercati vogliono li tagli alle pensioni? Se il governo non li fa, acchiano lo spread. I mercati vogliono li contratti a danno di travagliatura? Se il governo non li fa, acchiano lo spread e così discorrendo. Questo è il motivo perché sentiamo sempre dire avemo a rassicurare i mercati. A questo punto ci si potesse addomandare come si può dare un potere a così grande ai mercati privati, chini di speculatori senza scrupoli, che praticamente decidono le sorti dei popoli. I motivi possono essere tanti, ma il fatto è che questo esperimento non ha rinesciuto per niente e milioni di cittadini stanno pagando questo sbaglio a carissimo prezzo. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo come sempre lo prossimo venerdì. Salutiamo!